Il sangue è fonte di vita. Le sue componenti rappresentano un insostituibile presidio sanitario negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche. Le trasfusioni di sangue ed emocomponenti sono considerate un livello essenziale di assistenza e la loro gratuità è tutelata dalla legge. Il sangue è costituito da una componente cellulare di cui fanno parte i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, che rappresenta circa il 45% del totale, e da una componente liquida, il plasma. I globuli rossi, chiamati anche eritrociti, hanno il compito di trasportare l'ossigeno ai tessuti, grazie a una proteina, l'emoglobina. I globuli bianchi, chiamati anche leucociti, hanno invece una funzione di difesa dell'organismo in caso di attacchi da parte di virus, batteri, parassiti e da corpi estranei che penetrano al suo interno. Le piastrine, infine, favoriscono la coagulazione del sangue e la cicatrizzazione delle lesioni. Il plasma è costituito prevalentemente da acqua, nella quale sono trasportate molte sostanze, quali proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Dal plasma è possibile ottenere dei veri e propri farmaci. Fattori per la cura dell'emofilia, le immunoglobuline, come quelle antitetano, e l'albumina, impiegata in alcune patologie del fegato e dei reni. In Italia ogni giorno più di 1700 pazienti ricevono una o più trasfusioni ed è quindi fondamentale garantire sempre e ovunque la disponibilità di questa preziosa risorsa. Il Centro Nazionale Sangue ha il compito di coordinare un complesso sistema organizzativo in cui sono interconnesse tutte le regioni, le aziende ospedaliere e le associazioni di donatori volontari di sangue come Avis. Un sistema ben articolato in grado di rispondere in qualsiasi momento alle esigenze del territorio, anche in occasione delle grandi emergenze come le calamità naturali o i gravi incidenti. Ricorda, il sangue non è riproducibile in laboratorio, per questo è così importante donare. Scopri gli altri video formativi sul sito avis.it e sulla nostra pagina Facebook.